Nonostante gli altri uffici postali rimangano aperti nelle zone più limitrofi di Bassano, il servizio postale viene garantito solo in mattinata, senza però tener conto delle difficoltà create a chi lavora a tempo pieno, anziani, disabili o persone non automunite. Ma sapevate che era chiusa? No. Assolutamente. E come vi sentite? Cosa dovevate fare? Male, perché dovevamo fare un trasferimento di denaro all'estero. Ho visto altre persone fermarsi, ma tutte sono rimaste stupite. E come si sente per questo? Male, perché devo prendere un taxi e andare in un'altra posta, perché ho problema a un piede per camminare. E i disagi sono tanti e le informazioni date sono pochissime. Come abbiamo visto, le persone sono molto arrabbiate per questo, molti hanno speso anche soldi per essere qui oggi e fare dei versamenti o mandare delle raccomandate. Non sarebbe il caso magari di informare i cittadini bassanesi quando le chiusure delle poste avvengono? Una domanda che ci chiediamo tutti.